c'è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E tinta niente tu mi hai cagnata la vita, ma vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quando amore sta amore ce l'ha. Sì, ma più bello del mondo e mai niente ci può separare. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia, dai, fermarsi il tempo se lo potesse fare. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te il tesoro mio. Ogni carezza è un'emozione nuova, coppa sta bella per me. L'inte vase che dai mi fai crescere te e sto cuore ti va sempre più. Ci mancammo si stiamo lontani, non potremmo restare senza noi. E com'è bella te volere, tutte volte sempre più. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te il tesoro mio. Buonasera. E com'è bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarada Dio, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te il tesoro mio. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, Buonasera. buonasera a tutti. Buonasera da Franco Moreno, buonasera da Katia, Da Salvatore. buonasera da Salvatore Architravo, buonasera da Paolo D'Alterio, da Gianluca Morgan, buonasera da Gio Barone che ci sta guardando e ci sta trasmettendo da New York, da Los Angeles e da New Jersey, che ci sta trasmettendo su Ciao USA, Italia, TV Italy e TV Io Tievo. Un bacio a tutti. Ecco, benvenuti in diretta. Stasera abbiamo iniziato alle 6:30 perché alle 5:30 era troppo presto. La gente già sta iniziando a lavorare. Voglio salutare tutti voi che ci messaggiate. Mi raccomando, condividete la diretta, cerchiamo di arrivare quanto più in alto possibile. E poi voglio darvi una bella notizia più tardi, però nella diretta vi dirò una diretta che facciamo stasera su Instagram ed è una cosa bellissima. Già ve lo annuncio. Ci sarà una diretta su Instagram dove voi potete venire in video diretta con noi, con me e con Oscar Di Maio, e la diretta si chiama Karaoke da Oscar, per tutte quelle persone che si divertono a casa loro, a casa vostra, che ci avete un impianto voce, qualche base di Franco Moreno e me la volete cantare a me in diretta live. Io vi mando in video diretta con me e poi la regia, cioè la giuria Rocafone, sarebbe di Oscar Di Maio, vi darà le sue votazioni. Chiaramente accumuliamo i voti e poi ci sarà un vincitore che alla fine vincerà 3 CD di Franco Moreno, o ne facciamo 3, 5, quando ne volete, va bene? E a vostra scelta, ok? Poi vi spiego ancora dopo come funziona. Intanto io voglio salutare un attimino al mio grande amico Antonio Buonomo, perché stamattina mi ha messaggiato un mio amico che si chiama Antonio, che è un camionista
alla quale io mando un saluto a tutti i camionisti del mondo, perché io li ritengo eroi, ma non da oggi però, da sempre, perché ho fatto una canzone camionista va negli anni 90, perché viaggiando per musica vedevo in tutte le autostrade, Asse Mediano, eccetera, vedevo questi camionisti che veramente fanno una vita marrone, perché vanno avanti, indietro, si mangiano un panino sul volante, qualche volta mangiano in qualche ristorante, dormono in mezzo alla strada nelle cabine per portare da mangiare ai figli, e questo gli fa onore perché è un lavoro veramente massacrante. E mi ha detto: Franco, Antonio Buonomo ti ha mandato un saluto sulla mia pagina, io ci tengo che tu lo saluti. Io saluto Antonio Buonomo perché è un mio grande amico, come saluto Antoine, un altro amico mio cantante, come saluto Gianni Sacco, e come saluto Lino Ferrara, Lino Tozzi e tutti gli altri, Alberto Selli, Anna Russani, Scioscio 48 e altri cantanti che a Mimmo Taurino, a tutti i cantanti napoletani. Un bacio a tutti, ragazzi. E allora, poi ringrazio sempre Gio Barone che trasmette dall'America. Un bacio a te, Gio, e un bacio a tutti gli Stati Uniti, che al più presto ce ne usciamo da questo cattivissimo virus. Che è? Fammi vedere. Allora. Ok. Tony Canciano, un bacio Tony Canciano, un altro mio fan che canta le mie canzoni benissimo. Anche la famiglia Cannata. Un bacio alla famiglia Cannata, un bacio alla famiglia Palumbo e un bacio a tutti voi, a Maria Spina, a Tony Canciano, Salvatore Capozzi, Ubaldo Cacace. Vabbè, ritenetevi tutti salutati, ragazzi. L'importante è che voi mi condividete questa diretta, perché dobbiamo salire, dobbiamo essere in tanti. Un bacio al signor Stefano Rinaldi. Ciao Stefano Rinaldi, il vivaio, mega vivaio che fa rinascere i nostri giardini, le nostre ville, le nostre case, i nostri balconi. La cosa più bella è la vase di coro, guarda, com'è bella. Oggi è Santa Catia, per cui auguri Katia. Grazie. E auguri a tutte le Caterina. Caterina, un bacio, Caterina. Grazie. Un bacio a tutti, Adele, Medillo, e chiaramente un bacio a tutto il mondo, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, l'Austria, l'Argentina, che mi chiamano, cioè che mi messaggiano da tutto il mondo. Ragazzi, ritenetevi salutati tutti. Allora, io voglio partire con il quinto disco di Franco Moreno. Il quinto disco di Franco Moreno si chiama Avvelename, e a questo punto, dopo gli autori, grandi autori che arrivavano continuamente, mi arriva un altro grande autore che aveva scritto per Mauro Caputo delle canzoni fantastiche e mi propone una canzone che si chiama Avvelename. Lui ha fatto dei grandi successi a Mauro Caputo e si chiama Vincenzo Cennamo. In questo disco poi c'erano Lungo e Viale, ci stanno, voglio dire, Penso a te, Maledetto orgoglio e Sognami, che poi sarebbe Anna, sei la donna del mio cuore, Anna, e poi ancora altre canzoni. Io man mano vi rammento sempre gli aneddoti. Questa canzone fu fatta in un magazzino, perché Enzo Cennamo è uno che, al di là che scrive delle belle canzoni, ma è un grande tecnico degli orologi, che aggiusta orologi in una maniera meravigliosa e di grandi marche. E mi ricordo lui con una tastiera piccolina, dice: Franca, posso girare questi messaggi? Sì. Ok. Allora, su una tastiera piccolina mi fa Angelo Romano, un bacio Angioletto. Un bacio Angela, un buon bacio pure a Marco. Su una tastiera piccolina così, non so come si chiamava, Bonina, una cosa, e mi facevi gli stu giri e tan dan 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 dan. Ma era così simpatico. E la canzone si chiama Avvelename. Se la regia la inizia a preparare, questa canzone l'ho sentita in un magazzino di orologi. Che è la pubblicità pure? Sì, ci mettono la pubblicità. Ragazzi, stanno iniziando a inserire la pubblicità a Facebook. Allora, la canzone si chiama Avvelename e l'autore è Vincenzo Cennamo. Casoria, forza Casoria, condividete e fate mi piace, vai.
Un bacio a tutti voi che mi state messaggiando, un bacio forte, condividete, mettete mi piace, grazie che mi ascoltate, grazie per tutti i bei messaggi, ritenetevi tutti salutati. Avvelenam del grande maestro Vincenzo Cennamo. Allora, poi vi dico ancora, dopo mettiamo lungo il viale, vi ricordate? Passeggiando lungo il viale, proprio sotto casa tua, come un cane abbandonato. Allora, voi non potete sapere quanto mi fa piacere, perché nelle mie dirette, quando vedo i nomi dei miei colleghi, e proprio perché è bello che un collega nomina un altro collega, che sia un cantante grande, che sia un cantante piccolo, ma qua sulla terra siamo tutti uguali, o no? Il più grande è solamente Dio. Allora, voglio salutare Pino Moccia. Chi è che non conosce Pino Moccia? Un altro mio collega napoletano, una bella persona per bene, alla quale io voglio bene, lo stimo per la sua signorilità e professionalità. Che poi piace a uno o non piace a un altro, questo non ci interessa, perché come Franco Moreno non è che piace a tutti quanti. Io mando pure un bacio a chi non piace Franco Moreno e spero di un giorno di piacerlo. Grazie. Poi un bacio a Gianni Sacco, un bacio a Antoine, un bacio a Antonio Buonomo, un bacio a Alberto Selli, un bacio a Lino Tozzi, un bacio a Anna Russano, un bacio a Mimmo Taurino, Savio Cavallo, Lino Ferrara, Scioscio 48, un bacio pure per l'amica Arustare, aiuta a finire, l'ho scritto Momò. Allora, Susi Lori, Susetta di Ercolano, ciao Susè, ti voglio bene, un bacio. E poi chiaramente mando un bacio agli altri miei colleghi, alla quale voglio bene, che ci sentiamo sempre telefonicamente, perché in questo periodo, al di là del telefono, non ci è rimasto più nulla, c'è rimasto solamente da mangiare, da dormire e cucinare. Da quanti anni canti, Franco? Io, chiesto? allora, io canto precisamente da 40 anni, quest'anno faccio, perché avevo 20 anni quando ho iniziato, ma ne tengo 38, fatti i conti. Allora, ciao Susè. Grazie per gli auguri che mi state mandando comunque. Un bacio a tutte le Caterina, perché oggi è Santa Caterina, per chi non lo sa. Santa Caterina da Siena, perché poi sta pure Santa Caterina. Sì, un'altra Santa Caterina. No. Santa Caterina di Merito. Sto scherzando. Allora, buonasera maestro, un saluto da De Martino. Rosaria Purpura. Vabbè raga, ritenetevi tutti salutati, perché io quando leggo qualche messaggio è perché abbiamo qualche minuto in più. Ciao Franco, mi fai un po' sul lungomare a Mondello? Certamente, stasera è guerra su Instagram, ragazzi. Un bacio anche a Maria Musumeci. Ciao Maria. Allora, visto che già siamo quasi in 1000 in diretta, mi raccomando, mettete mi piace, ci stanno le stelline, mandatemele. Stasera alle ore 21 ci sarà una diretta su Instagram dove voi intervenite in video diretta con Franco Moreno e con Oscar Di Maio. Per tutti quelli che cantano amatorialmente, che avete i microfoni, come fate voi a casa vostra che vi divertite, preparatemi una base di Franco Moreno che io ve la faccio cantare in diretta con me. Poi la giuria è la giuria del cafone, sarebbe Oscar Di Maio. Va bene? Un bacio a Oscar. Un bacio a Oscar Di Maio. E un bacio pure alla direzione artistica di Salvatore Architravo. Grazie
Franco Toscano, mua, Un bacio 50 alla stelle. famiglia Toscano da Catania. Grazie per le stelletelle, grazie. E allora, e ci divertiamo un pochettino. Facciamo un'ora, perché Instagram più di un'ora non ci dà. Un bacio alla famiglia Zuppa, Patrizia, Tina Fiorenzano. Grazie a Francesco Toscano. Vai con le stelletelle. Allora, stasera ci divertiamo dalle 9 fino alle 10. Poi nel caso che la diretta va bene, noi stacchiamo quell'ora e iniziamo un'altra ora ancora. Maria De Fabio Chiara, grazie Maria le stelletelle. Concetta Di Donato, grazie per le stelletelle, siete grandi. Maria Anacleria, Giacomo Tumminello dalla Cermiana. ciao Giacomo, un bacio a tutti gli amici che stanno in Germania. Prima stella. Un bacio a Radio Prima Stella, tutte stelle, bella stella, prima stella, Radio Mi Stella. Allora, passiamo con la canzone Sì, già è pronta. Ma... Lungo il viale. Aspetta un attimo, questa canzone è stata scritta dal maestro Vincenzo D'Agostino e musicata da De Falco. Aspetta che ci hanno da Concetta Di Donato, grazie per le stelletelle. Di Donato è quella signora, quella Sì. che noi andiamo là. Patrizia Vitucci, questa qua è mia cugina che stanno Sì. fuori. Un bacio pure a Ciruzze Vitucci. E poi Anna Trevi, Giovanni Ruggiero, ciao Franco da Anna Trevi, un bacio a tuo padre e a tutta la famiglia Trevi. E poi chiaramente la gente dice, ma Franco, ma come mai tu non saluti mai a tuo fratello? Vai giù. Mio fratello Mario Trevi è o sangue mie. Mio fratello Mario Trevi è la mia vita. Mio fratello Mario Trevi, per me, è un meglio cantante di Napoli, per me. Pensate che a mio fratello Mario Trevi, a volte mi sonno pure la notte, perché lui è stato il nostro modello. Qualche volta ci siamo sviati, perché lui chiaramente cravatte, giacchetta, invece a me mi piace fare muine. Grazie a Concetta Di Donato ancora per altri 50 stellatelle. Allora per questo nessuno parla e dici Trevi. Trevi. Mio fratello Mario Trevi, per me è mio padre, mio fratello, mia sorella, mio cognato, mio genero. Io gli voglio un mare di bene. Che sono sti cose? Tra frate e frate ci auguri bene, ma sempre. È chiaro? Perché ricordatevi che l'unica cosa che ci è rimasta è la famiglia. Vedete, in questo periodo è così brutto. Siamo pronti per la canzone. Ciao mio fratello Mario Trevi, ti amo. Un bacio pure alla famiglia Merola, alla famiglia Sacco di Giulietta Sacco. Un bacio a tutti i cantanti napoletani. Passeggiando lungo il viale, proprio sotto casa tua, Condividete. come un cane abbandonato che va in cerca di un padrone. Ma perché lo fai male tu? Quando sai non esiste nessuno all'infuori di te. Una scusa mai mollato, ma sei ancora innamorata. Via di non la conosco, tanne di te una Socio, vieni in diretta, perché mi guardi e taci? Oscar Di Maio, mandagli un messaggio. Grazie Rosario Blu per le stelletelle. Ma perché questa vita è l'inferno per me? Ho sbagliato ma aspetto che no, è l'errore che può capitare. Pure tu soffri mo, ma l'orgoglio che vince perché stia alla Ciao Dominante, un bacio. per sta scusa ho parlato con lei. Ragazzi, condividete la diretta. Michel, buonasera, grazie Michel.
Grazie Tony Mirante, grazie Michel Moreno, un altro ragazzo che io conosco che canta. Un bacio a tutti. Allora un attimino solo. Michel Moreno, un bacio. Pure un bacio a Tony Valentini, Pasquale da Marcianise, alla famiglia Toscano da Catania. Vi porto nel mio cuore, famiglia Toscano, un bacio a tutti, alla pescheria di Catania e un altro posto di Catania che non mi viene mai a mente. E poi... Mister Bianco, Mora. Cosa? Mister Bianco. Mister Bianco, sì, Bagheria. E siamo arrivati a una canzone che si chiama Penso a te. Pensate che questa canzone, quando è uscita, ha fatto un successo enorme, che era proprio una canzone, la dovevo cantare tutti i giorni. E quello che l'ha scritto fu un grande maestro chiamato Castiglia, con il grande maestro Carmine La Fortezza. E voglio dirvi che questo disco era sempre disco, e questo disco qua ha venduto in un anno circa 90.000 copie, perché poi il cantante faceva all'epoca 150.000, 200.000, 80.000, 70.000, 30.000, 10.000, perché poi non è che tutti i dischi erano oro. E allora, questo qui è un pezzo che si chiama Penso a te, di Castiglia Carmine La Fortezza. Io ve lo faccio ascoltare, e questa qui fu una canzone che per la prima volta si cantava più o meno gli amanti, no? Gli amori nascosti. E sentite che cosa dice, nel 1985. Mi raccomando, condividete e fate mi piace, mandatemi stelline a quintali. Vai! E mo che tutti i sogni sono volati, mi resta questa amara realtà. Grazie Toscano. La rabbia sta scoppiando nella mente e a stregni i pugni mentre penso a te. Pensa mentre si sta parlando, pensa a te e si sta preparando perché sta sceneggiata. Pensa a te mentre la sto accarezzando, pensa a te mentre lo sto dicendo una frase senza senso. E quasi sto chiagnendo Lello, grazie per le stelletelle. felice sto facendo e non si accorge che sta ipocrisia. Pensa a te dinta storiette sto accendendo amore, perché mentre mi va se dico t'amo, io sto pensando a te che stai lontano. Monica De Filippo, grazie Monica, un bacio. Pensa a te che fai le stesse cose. Pensa a te che fumi di vaso mentre se t'accarezzi. Maria Musumecci, Maria Russo, Pensa a te che agnello sto pregando. Pensa a te forse sto già stemmando, ma ormai non ha importanza. Mentre se sta volando forte mi sta stringendo, forte mi sta passando, che brutta cosa è che sta ipocrisia. Pensa a te sto bene un Grazie, fantasma Lello. del passato, mentre se che non sa questa bugia, ma stringe pensa a te, amore.
Grazie a Salvatore Esposito, grazie Salvatore. E allora siamo arrivati a Penso a te, di Castiglia alla Fortezza. Voi se mi permettete, perché siccome che la cosa bella è che quando ci raccontiamo, dopo 40 anni, purtroppo sfortunatamente la vita va così, grazie a Deborah Celestra per le stelletelle, sei fantastico, a Jenny Borrelli, grazie. E allora voglio mandare un saluto a tutti i figli, nipoti del grande maestro ancora in vita, Vincenzo Cennamo, un saluto alla famiglia dell'autore De Falco, ai figli, nipoti, alla famiglia D'Agostino, alla famiglia La Fortezza, alla famiglia Moxedano, alla famiglia Capasso, alla famiglia Grillo. Dovete sapere che questi vostri nonni o papà, che ci sta chi sta ancora qua con noi e qualcuno purtroppo non c'è più. Per quelli che non ci stanno più sono stati dei grandi, hanno scritto delle canzoni favolose e voi lo dovete sapere. Tipo per esempio, faccio dei nomi a caso, allora, Felice Genta, un grande, ha scritto delle canzoni no a Franco Moreno, grazie a Patrizia Vitucci, grazie per le stelletelle. Genta ha scritto non soltanto per Franco Moreno, ma delle canzoni favolose. Poi ci sta De Paulis, un grande, il maestro Chiaravalle. Chiaravalle voi non avete idea chi è, un grande, che purtroppo non c'è più. Ha scritto per Nino D'Angelo, per Franco Moreno, per Maria Nazionale, per Mauro Nardi, il grande maestro Chiaravalle. Qualche figlio, qualche nipote che sta in ascolto, dovete sapere i vostri nonni o i vostri papà chi sono stati, perché la gente non li racconta mai. I cantanti ci raccontiamo solo noi. Siamo sempre a dire io ho fatto e ho detto, ma abbiamo fatto e detto grazie agli autori, ai compositori, ai musicisti che ci hanno accompagnato, ai tecnici che ci hanno fatto fare quello che dovevamo fare. Tipo per esempio Vincenzo Agrillo per i figli, i nipoti, ha scritto Maria Celeste, un bazzuto bene, ritorno a m'abbracciare, si tu mi si frata, vuocca amaranto, che altro ancora? Non mi ricordo più le canzoni. Per Pamela Paris ha vinto il Festival di Napoli. Siamo in diretta. Questo è qualche signore che non ha capito che stanno in diretta. Aldo, sto in diretta. Aldo da Marsala. Aldo da Marsala, in provincia di Trapani. Un bacio, Aldo. Allora, il signor Marigliano, il maestro Augusto Visco. Il maestro Augusto Visco è uno che al di là del grande maestro, quello che era, non sapete che ha musicato, che la sa fatta croce con l'acqua e mare, e poi giurati non te lascia mai, tanto per dire, e poi ha scritto e ha musicato altre canzoni. Vittorio Annona, mamma mia, Vittorio Annona, un grande, alla quale mando un bacio ai figli, ai nipoti, che purtroppo Vittorio Annona non c'è più, ma è stato un'icona della musica napoletana, degli autori napoletano. Ignazio Caracausi. Ciao Ignazio, Giacomo Tummarile, Giacomo, grazie per le stelletelle. Un bacio alla Germania. Grazie, i signori che mi stanno chiamando, siamo in diretta. Allora, partiamo con un'altra canzone, vai. Sì, già è pronta. La canzone si chiama Maledetto Orgoglio e questo signore che l'ha scritto si chiama Moxedano, è quello che voi non sapete che ha scritto Pagello, Presepe, O Tesoro e tutto quanto a Pries, e poi Simpatia, e poi viene fuori con Maledetto Orgoglio del maestro Moxedano Capassi, canta Franco Moreno, 1985. Innanzitutto io non mi piego a te, tu forse fai lo stesso, ti aspetti che ti chiami, Deborah diciamo Celestra, settimana che non ti vedo
ragazzi, condividete. E così ci risiamo. Tutti a storia, amore. Ciao, ti livello. Se lei non se ne frega, aspetta ancora un po'. Un bacio a Palermo, Vedrai che si decide. un bacio a Catania. E intanto lei non chiama, io non ce la faccio più. Maria Spina, un bacio. Questo orgoglio, quanto male che mi fa, mette al cuore mio bavaglio e mi dice di aspettare, ma che cosa? Che qualcuno me la soldi, metterò l'orgoglio a parte e deciso gli dirò. Cavolacci miei, non me ne frega, sai, ti dico corri presto, che non vivo senza te. Aspettare, ma che cosa? Che qualcuno me la soldi, metterò l'orgoglio a parte e deciso gli dirò. Son cavolacci miei, non me ne frega, sai, ti dico corri presto, che non vivo senza te. E allora, ed era un maledetto orgoglio. Ragazzi, voi sapete perché stasera sto curren? Vi dico perché. Perché adesso noi mettiamo un'altra canzone di questo disco che si chiama Sognami, che è nata sempre nel 1985, e con questa qui ho fatto la seconda trasmissione, edizione, del Napoli prima e dopo, sempre su Rai 1 con Pino Moris, e questa volta questa serata fu fatta a San Giuseppe Vesuviano, in mezzo alla piazza, perché prima si faceva in mezzo alle strade libere, poi in mezzo alla piazza e poi l'hanno fatta alla Sorrisa. E io ho partecipato su Rai 1 con questa canzone, Sognami, dopo ve la faccio ascoltare e poi quegli altri pochi minuti che rimangono voglio farvi ascoltare un poco di canzoni a richieste, ok? In modo che cerchiamo di capire se volete canzoni a richieste o la storia, ok? Un bacio pure a Susi da Ercolano e a tutti voi che ci state messaggiando e grazie per le stelletelle che mi mandate. Condividete perché adesso prepariamo Sognami. Un bacio anche a Nicola Cannata. Un bacio a tutta la famiglia Cannata, Piduzzo e Radio Palermo Piduzzo, alla famiglia Toscano di Catania, a tutta Napoli, Salerno, Caserta, l'Italia, il mondo intero. Un bacio alla famiglia Mollamo, un bacio a Filippo Mollamo, un bacio a Rosy. Grazie, vai, un bacio a tutti. Ragazzi, ascoltate, Sognami, vai, condividete. Questo occhio tuo innocente, guardami, sti mani piccerine, stringimi, gustavo che le vase saziami, e poi stringete a me, se io vera mi va bene insieme, e dolce, 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 nasimi, con te d'intellenza di pierdimi, e pierdete con me. Anna, sei la donna del mio cuore, Anna, come te non c'è nessuno, credimi, tu sei
Un bacio a Piero Scelta, a Piccolino. No, belle e buone asciutte fine. Non no. lo so che cosa è successo. No, non è successo niente. Ragazzi, allora con questa qui facemmo la Rai 1 con Napoli prima e dopo. Adesso io voglio andare un attimo a richiesta perché voglio farvi sentire, questa è una novità ed è una cosa pure per il mio amico che sta in ascolto, che non se l'aspetta. Lui si chiama Paolo D'Alterio e questo ragazzino, adesso che è uomo, era un bambino, un giovanotto. Venne il papà a casa mia a portarmi una cassetta musicassette, la piccolina, e dissi: io ho mio figlio che scrive le canzoni. Io ascoltai questa canzone e gli dissi: Maronna, com'è bella questa canzone, ma dove sta tuo figlio? Dice: sta là con Patria. Dico: posso venire a casa tua? E mi presentai a casa di Paolo D'Alterio e questo ragazzino aveva scritto e musicato questa canzone. Ascoltatela, vai, prego regia. Paolo D'Alterio, l'autore, ascoltatela. Parte? Aspetta, che succede? Vediamo un po'. Quando tocchi tu il telefono. No, quando tocchi succede i guai. Per Paolo D'Alterio e tutti gli amanti di questa bella canzone. Paolo, è un omaggio che ti faccio, perché ti voglio bene e sei un grande autore. Scusami se ti chiamo, mai non ce la facevo più. No, voglio parlare con te. Parlami sottovoce, non sia mai te posso sentire. No, lascia mai sapere. Ama mia così, a nascosto fammi dicere siamo te voglio. E se tu non puoi rimancare una voce, fammi morire. No, non riattaccare, se mi sono innamorato caccia. No, non dormo notte, sto scegliendo e penso a te. Ritornate che fai amore insieme a me. Per ora ci scordiamo che t'appartiene e t'ha scegliuto prima me. Ma tu dici no, che st'amore non può esistere così. Io muoio senza te. Un bacio a Paolo D'Alterio, grande. Amore, buonanotte, io ti richiamerò, sì, io non mi stanco mai. Ama mia così, a nascosto fammi dicere siamo te voglio. E se tu non puoi rimancare una voce, fammi morire. No, non riattaccare, se mi sono innamorato caccia fa. No, non dormo notte, sto scegliendo e penso a te. Ritornate che fai amore insieme a me. Per ora ci scordiamo che appartiene e t'ha scegliuto prima me. Ma tu dici no, che st'amore non può esistere così. Io sto impazzendo e muore senza te. Allora ragazzi, preparatevi perché adesso arriva una bomba atomica, si chiama Bella Stella
e la voglio dedicare per Paolo D'Alterio, Gianluca Morgan, il signor Joe Barone, a tutti gli amici di New York, da Los Angeles, New Jersey, ciao USA, TV Italy e TV Iotievo, e poi a tutti voi del mondo, a tutti quelli che mi state messaggiando. Condividete questa diretta e se volete mandatemi le stelle, perché io vi dedico Bella Stella di Franco Moreno, Antonio Casaburi, un altro grande autore. Vai, puoi partire. Bedda Stid in siciliano. Bedda Stid, vai, Piere Cannato e tutti, vai. Un attimo solo che arriva, perché la regia si mi sembra un po' di tempo, capito? C'è la pubblicità. Ragazzi, la pubblicità è l'anima del commercio. Grazie per Stellatelle. Mandatemi quanto più stelle potete. Tutto si è nascosto dentro a me. Addonisce mai a te povere. Tu sei l'anima mia, una goccia di sangue. Che senti in te vene camera. Ma non posso più vivere così. A tutti quelli che si amano intensamente. Allora, siamo arrivati a Bella Stella. Io prima di salutarvi, perché dobbiamo fare un'ora, prima di salutarvi voglio dire che stasera alle ore 21, alle 9 di stasera, sintonizzatevi su Instagram e chiunque gli piace cantare, preparatevi 2 telefonini. Uno per fare la videochiamata con noi su Instagram, un altro invece
vi preparate la base della canzone che volete cantare con l'altro telefonino. Io pigio, vi faccio entrare e voi mi cantate in diretta la canzone che vi piace cantarmi, però di Franco Moreno, ok? Ma non perché degli altri non voglio, per l'amor di Dio, sarebbe bello, però meglio parlare della mia musica perché sono io presente che parlare della musica degli altri che non sono presenti. E poi con me in diretta ci sarà la giuria di Oscar Di Maio, che è un bel cafone, che lui darà i voti, vi dirà come cantate, come non cantate. Chiaramente voi ricordatevi che lui è un grande comico a livello nazionale, per cui i comici hanno tutto il diritto di dire quello che vogliono nel senso, nei limiti, come uno canta e come non canta. Per cui la direzione di Salvatore Architravo, noi vi aspettiamo stasera alle 9, sarà la prima puntata e sarà la puntata 0, perché io non saccio fare niente con Instagram. Oscar Di Maio sta più un guai a te me, Salvatore ti vuole salvare. per cui l'unico salvatore nostro è Salvatore Architravo, ok? Un bacio a Paolo D'Alterio, Gianluca Morgan, al signor Gio Barone, a tutti gli amici degli Stati Uniti, gli amici di Ciao USA, TV Italy e TV Ietievo. Un bacio a tutti voi che mi avete fatto compagnia, mi avete messaggiato. Beh, mandano il due le canzoni, sul lungomare di Monte e poi... No, no, quella là devi mandare, la coppia più bella lunga. capito. E grazie a tutte le persone che ci hanno fatto compagnia, grazie sempre e spero che stasera ci possiamo divertire alla grande, perché è una serata giusto per divertirci. Puoi partire, regia. Ok. A stasera alle ore 21. Buona serata a tutti. Buonasera a e tutti. grazie a tutti. Grazie. Grazie per gli auguri. Non ci credeva e invece è capitato all'improvviso così. L'occhio mio e l'occhio tuo senza manco pensare ci volete ne fa innamorare. E tinta niente tu mi hai cagnata la vita, ma vivo solo per te. Tu sei tutto per me, io sono tutto per te. Quanto amore sta amore ce l'ha. Sì, ma coppia più bella del mondo e mai niente ci può separare. E come bella te vuole, tutte volte sempre più, per campare e morire in te braccia, dai, fermarsi un tempo se lo potesse fare. E come bella te pensare, sento ancora la libertà. Tu sei la verità, camarata mia, tu sei un miracolo della vita mia. Non mi manchi più niente, io con te sono contento e grazie a te perché mi hai regalato a te dei sogni. Ogni carezza è un'emozione nuova, coppa sta bella per me. In te vase che